Buongiorno, questo è il mio power cocktail. Sono le 9:05 circa. Vado, mi vesto, mi preparo e vado a Cortina perché devo muovermi assolutamente perché sono senza la sabbia dei gatti. Però questa volta vado all'Eurospin, anche se la sabbia dell'Eurospin non mi piace perché non si agglomera. Outfit del giorno, questi pantaloni qua che sono dei cinesi, sono quelli tipo jeans ma sono elasticizzati, a vita non altissima, no. E niente, poi ho la canottiera azzurra e maglia azzurra. È un set questo qui, maglia più canottiera, però è molto leggera questa qui, Ti ho messo questi orecchini grossi, con le palline grossi, perché sono abbronzate, quindi stanno anche bene. E l'unica cosa, mi mancano i calzini e poi vado. Sono arrivata a Cortina che piovigginava, ho detto sono stata in macchina buoni 5 minuti buoni per decidere se andare o non andare in cooperativa, perché comunque è abbastanza distante dal parcheggio questo qui. Vabbè, poi alla fine ho detto vabbè, se pioviggina posso anche andare, sì, per un po' di pioggia, basta che non piova forte. Sono andata su in cooperativa alla fine, sono uscita, stava piovendo. Ho comprato il Two Style, questo qua. Ho visto che c'era e quindi l'ho preso. Ho usato quello come ombrello, sono venuta giù di corsa alla macchina. Che brutto. Burro di karité dei provenzali non ce l'hanno in cooperativa. Ciao Pepe, come stai Pepe? Saluta Paola. Amore, sei bello. Allora, sono a casa, ho preso la mia tinta, ho preso di nuovo quella bionda, poi ho preso questo smalto qui che mi piace troppo come colore di verde. Io non ho mai preso smalti verdi. Questo qui della Rimmel mi piace molto e quindi ho detto bene, lo prendo. Poi ho preso due Tarte, la Soft Blanket che ce l'avevo già, ce l'ho già, la sto finendo. E poi ho preso anche questa qui alla vaniglia, che è buona. E queste costano 2 euro l'una. E poi ho preso il Two Style con questa crema. Poi ho fatto un po' di spesa, ho preso le banane, sono andata all'Eurospin poi, quindi ho preso le banane e qua ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi per 6 giorni ho le banane. Poi ho preso 2 di croccantini, prendo sempre questi ultimamente, anche se avete visto altri croccantini, però prendo questi adesso perché piacciono molto e ho preso sia manzo sia pollo. Poi ho preso questo qua, riso e quinoa, poi ho preso il couscous di mais, sono curiosissima di provarlo perché secondo me è buonissimo. Poi ho preso 3 barattolini di panna perché non ce l'avevo più la panna da cucina e me la dimentico ogni volta che vado a far spesa. E poi ho preso una salsa tonnata, e 2 di sabbia, una cassa d'acqua, 2 bottiglie di cola e penso che basti. Pepe, Pepe, oh il mio Pepo. Bello Pepe, bello, bello. Piccolo. Allora, voi... Ah, panna, devo dare da mangiare la panna. Mi sono dimenticata di prendere la pappa lei oggi. Veramente, io non lo so, ma mi dimentico sempre qualcosa quando vado a far spesa. E posso fare anche la lista, comunque mi dimentico qualcosa. Allora, noi ci vediamo domani con il weekly perché pomeriggio voglio fare la tinta, voglio fare diverse cose. A domani. Buongiorno, oggi è... Che giorno è? Oggi è martedì. E io vado via con i miei e quindi mi sono preparata, ho fatto il frisé ai capelli, ieri ho fatto la tinta, quindi sono adesso bionda. Tanto tempo un po' di giorni, poi va via la tinta, perché sapete ormai che a me le tinte non durano sui capelli, perché va via dopo un po' di lavaggio alla fine, anche se è quella permanente. E niente, mi sono preparata, ho messo questi orecchini qui perché ho i pantaloni quelli dello stesso colore, quindi ho messo questi. Volevo mettere anche lo smalto, ma mi sa che non faccio a tempo a metterlo. Oggi sì, vado a comprare carne. Non so se chi è del Veneto, chi è di Treviso, che mi segue giù per di là, da Colomberotto, si chiama così. E conviene andare lì a prendere la carne perché comprarla qui nei negozi non sempre è buona e poi comunque costa molto di più. Siamo a Caorle, guardate la spiaggia. Sì, ma a me piace molto di più Jesolo. È brutto, è piccolo.
Poi c'è la spiaggia tonda, a Jesolo c'è tutto lunghissimo, il tratto di spiaggia qui è tutto tondo, tutto strano. Oh. E poi è nuvoloso, non c'è il sole. Però si sta bene. Io ho la sciarpa, ma adesso ho caldo. Sono le 7:10, sono a casa da stamattina, ho mal di testa anche. Sì, sono un po' stanca. È stata una bella giornata, anche se era nuvoloso a Caorle, ma insomma, alla fine non era neanche freddo, perché non c'era neanche vento e quindi si stava proprio bene. E qui non so quanti gradi sono. Qui sono... Eh sì, al sole segna 28 gradi. Cioè, una cosa esagerata. Che c'è ancora il sole. Wow. Niente, io vi saluto, vi aspetto domani. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì. Mi sono alzata ormai da un po' e sto pensando, mi piacciono tantissimo questi capelli biondi così. Oggi ho intenzione di fare pulizia di casa, infatti adesso mi bevo il mio power cocktail e poi ho già mangiato. E poi pulisco casa, inizio a spolverare, passo l'aspirapolvere perché c'è veramente bisogno. Ho acceso anche tutte le candele, ho tutto aperto, che passi aria. Sono contenta che vi sia piaciuto il video di sabato e domenica. Io immaginavo piacesse una cosa del genere, tipo la domenica più che altro, la passeggiata, immaginavo che piacesse. È un posto, secondo me, quando si viene qui in Cadore da visitare, l'Agole. Perché comunque c'è una passeggiata anche più lunga, noi abbiamo fatto corta, abbiamo fatto il giro tondo, però è un po' più lunga volendo. Sono le 10:20, ho finito di pulire tutta la casa. Ho messo ad andare una lavatrice, visto che devo lavare le coperte, 2 coperte che avevo fuori che erano da lavare da una vita e mezza tipo, e adesso le ho buttate in lavatrice. Poi quando mi sa la prossima settimana cambierò la parte delle lenzuola. Cambierò anche il copriletto e metterò quello più come si dice? Leggero. Metterò quello leggero perché inizia a essere caldino la notte, quindi sì, con questo qua è troppo caldo. Mi vesto, vado a farmi un giro su dai miei, giusto per... Anzi, dovrei andare a fare benzina in realtà. Quasi quasi vado a fare benzina prima perché ho la macchina quasi vuota praticamente. Quindi mi tocca andare a fare benzina. E vi sono tantissimo piaciuti questi orecchini, ma non li ho fatti io. La scottatura, vedete, è quasi passata. Anche qua ero tutta scottata. Mi è rimasto il colore, quindi sono bella abbronzata. Bene, bene. La schiena è ancora un po' colorata. No, è un bel po' colorata. Che bello vedere tutto in ordine. Mi piace vedere tutto in ordine, pulito. Anche qua ho tolto tutto, ho messo via in ordine. Come mi piace vedere tutto pulito. Ah sì, devo spegnere la candelina. Ecco qua, quindi Pepe si è rimesso lì, era pieno di pelo di Pepe, perché a lui piace dormire tantissimo qui su questo cuscino. Vero? Oh, Panna! Dimmi! Volevo farvi vedere, ieri siamo stati qui praticamente. Prima siamo andati a Caorle, poi a prendere il vino e poi qui da Colomberotto
Moriago della Battaglia, Treviso. E questo è quello che ho preso praticamente. No, 1 € ad hamburger, per quello e sono 5 euro. Poi le salsicce sono 10. Il macinato deve essere mi pare 1 chilo. Questo non lo so. E bracciole non mi ricordo quante sono. Comunque questo è quello che ho speso per la carne, anche perché le bistecche sono enormi. Io vorrei farvele vedere, è che ho tutto messo via ancora. Oggi c'è il taglio dell'erba. È arrivata la pappa dei gatti e poi è arrivato anche il caffè. Io ho un casino qui. Ho messo a posto il congelatore e il freezer. Ho messo via la carne. Ho fatto le svizzere e le zucchine qui sulle bistecchiere, insomma. Ecco, quindi adesso io ho appena mangiato. C'ho ancora lì i piatti. Io ho appena mangiato e niente, è arrivato il corriere. Ero di fuori un attimo in Poggiolo seduta. È arrivato il corriere, quindi. Questa volta per i gatti ho preso anche la Scesire, questa qui al pollo, al naturale. Vediamo se fa mal di stomaco o meno. E poi ho preso le solite, che sono lì, e Pepe nella scatola, le solite Felix. Buongiorno, oggi c'è il sole ma il cielo è velato, per cui chissà quanto rimarrà il sole. Oggi mi sono alzata, sono andata in salotto. Sono arrivata da qui dalla porta, ho visto la chiave della porta giù, perché noi abbiamo la chiave del salotto con l'anello e la chiave di scorta, l'abbiamo sempre lasciata in questi 3 anni, no? Attaccata insieme. Pepe, entra per piacere. Stamattina sono venuta fuori, per terra c'era la seconda chiave con l'anello aperto e la porta tutta rovinata. Poi mi hanno tirato giù la legna in Poggiolo, sanno che non devono andare sulla legna, sono andati sulla legna, è caduto tutto. È mezzogiorno, sono a casa. Ah, Dio mio, sono stata su dai miei e mia mamma stava tenendo il bambino. Ben, probabilmente ha avuto una colica. Ha pianto 2 ore ininterrottamente. Adesso è mezzogiorno, quindi devo preparare il pranzo. Oggi pranzo normale, pasta. Pasta, semplicemente pasta, devo finire questo sugo qua e nient'altro, veramente. Oggi è stata una mattinata poco produttiva, pomeriggio non so che cosa farò, sinceramente non lo so, magari faccio 2 passi, ma non sono sicura neanche di andare a fare 2 passi. Sono quasi le 2 e io volevo fare una torta di carote, quindi adesso mi preparo tutto quello che mi serve. Una torta di carote vegana però. Sapete cosa faccio? Volevo dividere l'impasto nei pirottini, nei cosi, per fare delle mini tortine. Tipo dei cupcake, tipo dei muffin. E quindi adesso provo a fare qualcosa del genere. Stanno cuocendo. Ecco, intanto che lì cuociono quei cosi lì, speriamo vengano bene, insomma, speriamo che vengano buoni. Adesso voglio cambiare il cover del telefono perché sono stufa di avere questa qua trasparente. Non so che cover mettere, o la gialla o la fluo. Una di queste due che mettono un po' di allegria con questi colori. No, io metterei questa qui fluo. Le tortine sono quasi pronte, che bello. Sì, sono quasi pronte. Mi sono preparata la coperta che metterò sulla prossima settimana, che è più leggera, sul letto, la coperta del letto intendo. E adesso mi faccio una maschera, questa qui, Nivea. Questa qua controlla la lucidità per una pelle pura. E devo farla perché ho la pelle grassissima sul naso e qui sulla fronte è una cosa impressionante. Però penso di farla su tutta la faccia perché anche qui ho qualche brufoletto. Però prima di mettermela su devo vedere i tortini che dovrebbero essere pronti. Speriamo. Sì, che non vorrei che si bruciassero. Già sono un po' scuretti. Buoni. Con le carotine poi, che buoni. Va bene. Spero abbiano un buon gusto. Che bello. Mio pipusino. Belle unghie. Ecco fatto. Ecco, spero siano buoni questi cosi e spero
Niente, ho la maschera sulla faccia, quindi non mi faccio vedere, anche se mi avete già vista con la maschera. Adesso dobbiamo aspettare che si raffreddino, ma c'è caldo, come faranno a raffreddarsi? Di fuori non li posso mettere perché è pieno di mosche, di insetti, di uccellini. Non mi fido molto. Dopo ci mangiamo le mosche. Vabbè, questo è il tempo di oggi. Ogni tanto esce il sole, poi diventa tutto nuvoloso. E la neve è ancora lì. Sono buoni, eh? Sono buonissimi. Non si sente tanto la carota perché io ho usato la farina integrale, quindi si sente la farina integrale. Buono. Ho anche risciacquato la maschera, quindi sono rossa, ma ho la pelle bella liscia adesso. Ecco. Buono, buono. La ricetta l'ho trovata in internet, l'ho trovata in internet. Sotto nell'info box, se mi ricordo, vi metto il link della ricetta. Adesso ne porto anche su ai miei. Sono tornata a casa, sono le 6:30, adesso devo pensare cosa fare da cena e non ne ho la minima idea. Vi aspetto con la giornata di domani, venerdì, e basta, vado. Ciao domani! Buongiorno, mi sono completamente dimenticata di iniziare il vlog. Vabbè dai, perdonatemi questa cosa, sono qui al computer da quasi un'ora perché ho sistemato dei video e ho fatto un video tag che andrà online il 22 giugno e ho taggato Paola, però mi sono accorta che lei l'ha già fatto, quindi pazienza. Paola, se vedi questo video poi insomma ho visto che l'hai già fatto e ti avevo anche commentato quel video, quindi lascia perdere, lascia perdere. E sai, la mattina è tragica per tutti, quindi lascia perdere questa cosa. Niente, ieri sera ho sistemato la mia agenda, l'ho proprio sistemata bene. Ecco, il brutto di questa agendina qua è che ha poco spazio in spessore, perché ha gli anelli piccoli, però se volete iniziare con un'agenda potete benissimo prenderla, la Macaron. La trovate su AliExpress, sì, si chiama Macaron. Anche oggi i gatti hanno fatto il disastro sulla porta, hanno graffiato tutta la porta e non so il perché, quindi o vedono qualche animale di notte di fuori e vogliono uscire, io non riesco a capire il perché, pensavo fosse la chiave che dondolava, invece non è neanche quella, perché l'hanno fatto anche stanotte o stamattina, non lo so, insomma, comunque l'hanno fatto e mi dà fastidio questa cosa perché non riesco proprio a capire. Andiamo a portare di là la tazza. Sono zoppa quando scendo dallo sgabello e mi sono bevuta un po' di caffè latte oggi e mi sono mangiata una tortina che alla fine non è male. Non era male. Sì, ne avevo già mangiato una ieri, vi ho detto, però l'ho rimangiata oggi e buona, dai, buonina. Si sente molto il gusto della farina integrale, purtroppo. Perché però avevo quella aperta, non mi andava di aprire altre. Sì, ho i tappi fuori per fuori, non mi andava di aprire altre farine. Ecco, è appena è venuto qui perché è stato in camera con me fino adesso. E che bei capelli che ho. Sono sempre molto pettinata, devo dire, in questi video vlog. Sono arrabbiata coi gatti, tranne Panna, perché so che non è lei il problema, sono gli altri due. Ah, mi è finita la lavatrice, quindi adesso stendo. Mi mangio un altro di questi tortini. Qua è rimasto un pezzo di carota. Me ne erano rimasti tipo 2 o 3 pezzi interi. E giù li ho beccati io, forse il terzo l'ho dato a mia mamma. Boh. Comunque, non è neanche tanto secco come impasto, come consistenza. Sono soffici, questi tortini, boh. Ve li consiglio. È -5 mezzogiorno, mi è arrivato già il corriere, l'SDA, velocissimo, mi ha portato i prodotti della Fitline e questa volta li ho ordinati e poi ho preso l'Optimal Set, non riesco neanche a dirlo, che è quello che sto usando adesso ogni giorno e
ho preso proprio il pasto completo alla vaniglia vera e propria, perché quello che ho, io ero convinta mi desse quello, mi desse quello alla vaniglia, e invece mi ha dato quello alla soia gusto vaniglia, che è veramente diverso. Adesso voglio provare a assaggiare questo qui alla vaniglia vaniglia, perché sicuramente è molto più buono. Niente, devo preparare la tavola e mi ero messa a lavare queste due robe perché è pieno di mosche e quindi non posso più lasciare niente di sporco in lavandino perché se no sapete cosa succede con le mosche. Quindi poi preparo la pasta. Penso di fare spaghetti con un sughetto che vi faccio vedere dopo come faccio. Se vi interessano i prodotti Fitline, volete conoscere di più questo marchio, sotto nell'info box vi lascio il link al sito dove potete guardare tutto, guardare gli ingredienti, insomma, dove potete controllare tutto e potete anche acquistare perché c'è lo shop. Adesso vado, finisco di fare questi mestieri. Ok, per il sugo di oggi utilizzo questo pentolino qui, ne basta uno piccolino e ho messo un po' d'olio, ecco qua. Questo è olio di semi di girasole, io utilizzo questo qui. Poi vado ad usare questo condimento già pronto che si trova all'Eurospin, è preparato per spaghetti e gli ingredienti, vediamo se riesco a farveli leggere, sono questi qua. Niente, io prendo questi, un cucchiaino. Ok, questo condimento contiene anche peperoncino come potete vedere e ne metto un po' all'interno. Adesso cerco magari di prendere i pezzi questi qua più chiari che non è peperoncino perché sennò veramente, ok, così, perché comunque essendo essiccata questa roba dà molto molto gusto. Il sale ovviamente non serve perché c'è già, e questo è il condimento. E poi aspettate, facciamo una cosa tipo del genere, ok, e poi vado a mettere il sugo lampo. Potete anche mettere quello della Mutti che è molto simile, però è molto più delicato rispetto a questo qua della Lampo, perché della Star, perché questo qui è molto più forte e è più tosto. Boh, basta anche così. Ok, quindi questo ci aggiungo ancora un attimino d'olio. Ok, poi ci metto l'acqua della pasta, che adesso stanno andando gli spaghetti, e quindi ci metto l'acqua della pasta per dare un po' di liquidità. Ecco, quindi mischio e adesso accendo anche il gas. Poi ci vado ad aggiungere anche il prezzemolo. Ecco, e questo è il sughetto. Adesso lo scaldo appena acceso il gas e poi lo mischio agli spaghetti. Sono le 4:30 e io sono qui sul divano perché non ho voglia di fare niente oggi. Veramente oggi sono in crisi totale e sono stata un po' di fuori, ma e fa anche caldo fuori, però sinceramente non è la televisione col telefono che squilla. Non ho non ho neanche avuto voglia di mettermi al sole, cioè di mettermi in costume e stare al sole. Neanche quello. Oggi è una giornata molto strana. Boh, infatti non ho registrato perché non ho fatto niente e quindi non aveva senso registrare. Adesso do acqua a tutte le mie piantine perché hanno bisogno d'acqua. Vedo che sono secchi i contenitori, quindi hanno bisogno d'acqua e nient'altro. Volevo darvi alcune notizie, ma aspetto ancora il prossimo vlog, penso. E ringrazio tutti di aver guardato questo weekly vlog. Non ho fatto vedere tantissimo questa volta, però sono stata al mare, vi ho fatto vedere un posto diverso e poi ho fatto i tortini, insomma ho fatto qualcosa, ma non ho fatto granché alla fine dei conti. Va bene, dai, ho fatto la tinta, c'è stata qualche novità, ma niente di che, di particolare. Niente, vi ringrazio tutti, ringrazio i nuovi iscritti, vi ringrazio per tutti i commenti lasciati sotto l'ultimo weekly vlog e sotto all'ultimo, più che sotto all'ultimo weekly vlog, sotto al vlog di sabato e domenica. Sono contentissima di tutto quello che avete scritto, per cui anche se magari forse non ho risposto a tutti,
Non lo so, perché poi mi dimentico di rispondere. Vi aspetto la prossima settimana con un altro weekly vlog, quindi sabato prossimo, di nuovo qui sul mio canale. E vi lascio tutti gli altri video che ci sono durante la settimana, perché ce ne sono sempre tre oltre al weekly vlog, quindi insomma sono abbastanza video, sono contenta di riuscire a tenere questo ritmo, sì. E poi magari la prossima settimana vi registrerò un video aggiornamento sul canale e sull'estate, perché volevo dirvi alcune cose, quindi vi aggiornerò la prossima settimana in ogni caso, o quella dopo ancora, non lo so, insomma, vi aggiornerò, non vi preoccupate, arrivo. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, grazie.